perché appunto 5 anni fa noi tentammo di iniziare un percorso che è ancora lungo, che lo si è sentito qua, che nel nostro territorio ancora siamo molto lontani dall'essere realizzato, intendo dire del fare squadra. Lo si dice tutti, lo si dice la politica, il territorio poi non lo fa. Questo però siamo un terreno di confine, in un certo senso. Per fortuna, rispetto a quando ero piccolo io, c'erano dei ponti di Benazzana, che c'è qualcosa, voglio dire. Una volta si pagava. C'erano le barchette. Ma quanto è difficile pensare per la squadra anche con i, dico friulani, forse non giuliani, perché il Friuli che confina. Guardi, quando noi facciamo fatica a fare squadra in casa, figurati, perché ad esempio il Friuli ci dà l'acqua quando non ci serve e non c'è l'acqua quando ci serve. L'acqua. Chi ha passato Sì, ma è normale. Allora l'Italia è fatta da 1000 campanili, anzi 8000 campanili, ma è una cosa normale e giusta. 20 anni fa, quando ero presidente della Prologo di Maggiore, quando andavamo nelle aziende a dire dateci un po' di cartoni di vino che andiamo a promuoverlo, quindi già 20 anni fa si pensava di promuoverlo presso i turisti, le aziende ti rispondevano la bottiglia costa 1500 lire, te le compri e vai a fare la promozione. Questa è la mentalità locale, e ci siamo avvicinati un po', non è ancora cambiato molto, ahimè dico, perché ovviamente un euro e mezzo. C'è, ma intendo dire sul discorso fare squadra. Adesso parlo di soldi di 10%. No, io sono del territorio, quindi mi piace provocare perché conosco il territorio e conosco come si muove. Conosco gli sforzi che abbiamo tentato di fare a tutti i livelli istituzionali. Se io penso che quando in questi 5 anni abbiamo portato i consorzi di promozione turistica del nostro territorio in Austria, ovviamente quelli del mare perché gli austriaci vengono per il mare, e portiamo insieme anche aziende enogastronomiche per promuovere il territorio anche l'entroterra, ci sono consiglieri regionali che ci dicono cosa andate a spendere soldi per la promozione in Austria, anche del territorio, quindi capiamoci che siamo ancora lontani dalle buone parole, buone intenzioni, poi agli ideali fatti, perché l'aspetto importante che noi dobbiamo per forza fare, sul quale dovremo continuare a spingere e a investire, e anche le aziende stesse del territorio a dare poi le risorse, solo e soltanto se si mettono assieme, perché senza il fare squadra non si fa nulla. Non per nulla la Regione nel 2005 con Zaia, e ancora adesso con Finozzi, quindi comunque col Presidente Zaia, che entrambi mi pregano di salutarvi, pretendono che sia il Veneto a vendersi in giro per il mondo. Il Veneto deve vendersi, perché altrimenti se il Veneto va, se la provincia di Venezia va, se l'azienda Pinto Pallino va, ognuno può andare per carità, ma poi in giro per il mondo sei un microscopio, un microbo, scusate. Soprattutto se dobbiamo andare a competere dove la quantità conta molto di più della qualità. Se la quantità conta molto più della qualità in giro per il mondo siamo perdenti. Ecco perché noi dobbiamo invece, e quindi è importante anche poi l'aspetto finale di questa giornata, cioè la qualità, perché noi è lì che dobbiamo andare e solo lì noi dobbiamo andare a puntare, altrimenti se dobbiamo andare a competere in giro per il mondo sulla quantità noi abbiamo già perso. Però ci sono 3 aspetti fondamentali sui quali questo territorio ha un patrimonio che Dio ce l'ha dato e quindi è gratuito se vogliamo per noi terreni. Uno è quello che a noi dispiace, però dobbiamo sempre ricordare, e non solo gli imprenditori del mare lo sanno, chi viene qua per quella settimana che deve prendersi il sole, viene qua per quello. 20 anni che facciamo iniziative per portarli gratuitamente nel territorio a bere il vino, non gliene frega niente. Chi vuole prendere il sole, prende il sole. Altra cosa, ed è quello invece importante del centro del fare squadra, che attraverso quei percorsi, da una parte il turismo rurale, dall'altra parte il turismo ambientale, il turismo lento, quindi tutte quelle cose di cui anche in modo particolare la provincia di Venezia sta facendo, servono non per
quella N turisti che cercano quel tipo di turismo o quel tipo di realtà sul quale appunto il mondo di internet facilmente gli permette di venire. E quindi è fondamentale investire in queste tre realtà, quello rurale, quello lento, quello in cui il GAL diventa realtà protagonista da collante tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale. Però resta sempre un aspetto fondamentale, che il mondo per l'imprenditoriale si chiami albergo, che si chiami commerciante, che si chiami produttore, quindi azienda agricola, dobbiamo pensare che per competere comunque con il resto del mondo, io adesso ho una prima nel mano che iniziare a vedere anch'io cosa succede in giro per il mondo, la si vince la sfida solo e soltanto facendo squadra. Noi abbiamo una fortuna comunque di essere, come dicevo prima, baciati dall'avere questo territorio che ci permette di essere la prima regione d'Italia con gli oltre 60 milioni di presenze turistiche, di avere i nostri 12 miliardi di euro di fatturato, quindi di essere la prima industria del Veneto. Però questa industria diventa efficace e non solo dedicata al singolo turismo che spiaggia, montagna, lago o terme, quando qualsiasi singolo dei 60 milioni di turisti si porta a casa anche una sola bottiglia di vino o una mezza forma di formaggio, che sia l'Asiago, che sia da Sumaga o dal vicino Friuli, solo in quel momento noi abbiamo non vinto la sfida, ma intrapreso realmente quel percorso. E quindi l'auspicio e il messaggio che noi vogliamo dare come Regione del Veneto è proprio quello che noi dobbiamo sempre più e solo e soltanto poter fare squadra. L'aspetto importante poi ovviamente è che il territorio ci debba anche seguire, perché se noi diciamo fare squadra, se come abbiamo fatto anche poco tempo fa un incontro con il Presidente Zaia a Concordia, con dei privati che si mettono a disposizione per fare squadra, tutti lo diciamo, ma poi non lo facciamo, allora diventa un po' difficile. Se parlo di Concordia, se penso come in Austria ti vendono terrestri romani da visitare solamente 4 sassi per terra, che io perché poi invece vado a vedere i 4 sassi per terra non stanno i terrestri romani, allora credo che io forse lei avrà ragione di dire che il romano fa male di giusto che lo faccia, però non anche sperare, di avere ragione anche io pensare che il turista, anche quello che va a fare al mare, abbia voglia di dedicare magari una sera o un pomeriggio a vedere i resti romani di Concordia o il centro storico di Portugallo. Cioè, io credo che la quota di turisti anche da ombrellone che hanno la disponibilità mentale a fare una deviazione, a portarsi a casa i prodotti che faccio io quando giro l'Italia per avere la bottiglia poi da bersi a casa, da farsi dare agli amici del corso stesso. Io spero che questa sia una quota di mercato e vada lentamente allargandosi. Sì, infatti, io ho detto questo. C'è una fetta che non gliene frega niente di tutto ciò che speriamo che sì, ma una fetta è sempre più piccola. No, certo. C'è una fetta che interessa un territorio, ma è quella fetta. Le donne, sono le donne del mare, ombrellone, stanno a rotolarsi, non si può. Però dei milioni di persone, dei 400 e oltre milioni se restiamo solo in Europa, di persone potenziali turisti per il Veneto, che hanno la voglia di venire anche nel Veneto orientale, non perché c'è il sole, ma perché c'è tutto questo patrimonio dell'entroterra, senz'altro sono mercati che noi possiamo anche facilmente conquistare, ma come tutte le cose sono facilmente conquistabili se ci si presenta con un prodotto che ha un suo percorso, e per fortuna attraverso la provincia e Val stiamo andando anche in questo territorio verso questa direzione. Tutti noi sappiamo, anche se non ci siamo stati, che esistono e che potremo andarci, troveremo ovunque un percorso da dei Castelli a Loira, e pochi di noi saprebbero da dove cominciare un percorso per vedere il Villa del Palladio. E credo poter avere alla sera i resti romani, che sia il museo qua
di Portoguaro o a Concordia poter vedere anche quando il sole è calato. Poi qualche volta, siccome sono enti pubblici che non riguardano gli enti comuni, ma magari che sono dipendenti statali, loro alle 6 chiudono, se il turista arriva alle 7 viene una volta voi che si non si paghi neanche il biglietto e forse magari un piccolo biglietto si potrebbe pagarlo perché ti fa pagare tutto anche l'aria che respiri all'estero, quindi fare un piccolo biglietto per poi magari potersi permettere